Gradisca di Sonzo è una suggestiva città del Friuli Venezia Giulia che si trova sulla riva destra del fiume Isonzo e che nel passato era nota per la sua posizione militare ed economica ideale. Oggi, infatti, ciò che ci colpisce della città sono le possenti mura difensive. La fortezza venne costruita tra il 1476 e il 1498, durante la dominazione repubblicana di Venezia. Per cercare di contrastare le inclusioni dei turchi prima di quelle degli Astroburghi, la città venne racchiusa da possenti mura alte quasi 20 metri e rafforzate da 7 torri fortificate. Inoltre era circondata da un fossato ancora visibile che originariamente era alimentato dal fiume Isonzo. Si poteva accedere dalla città solo attraverso due porte, una Porta Italia, che si trova a sud, e l'altra Porta Vecchia, situata a nord. La Porta Vecchia, negli anni, fu demolita e inglobata in uno dei due torrioni più possenti, il torrione di San Giorgio, dove ancora oggi al suo interno possiamo ancora osservare le sue fondamenta. Successivamente venne costruita Porta Nuova, una nuova entrata, l'unica rimasta fino ai giorni nostri. Porta Nuova, nonostante abbia perso monumentalità alle origini, conserva ancora tutt'oggi il suo fascino. La sommità delle porte è presente un bassorilievo di un'aquila, stemma austriaco, e venne realizzata con un segno di spregio durante l'occupazione napoleonica. Oggi la Porta Nuova è incorporata in un edificio, la caserma della Porta, al cui interno è possibile visitare l'altare della Madonna della Porta, scampato miracolosamente da una bomba. Ai lati della porta sono visibili due torrioni più possenti che sono rimasti ben conservati fino ad oggi: il torrione di San Giorgio e il torrione della Campana, l'ultimo in ordine di costruzione. Su questo oggi possiamo osservare la rappresentazione di un leone, simbolo di Venezia e di San Marco. Nei pressi della porta è anche presente nel busto di Leonardo da Vinci, la testimonianza della sua presenza sul territorio durante la dominazione veneziana. Infatti, nel 1500 contribuì alla realizzazione dei speciali sistemi di difesa.